Io vi chiedo un applauso anche benaugurante per il primo Redentore organizzato con la guida del neo sindaco Emiliano Penu, che ha già anticipato un po' la volontà e il piacere di avere un Redentore che unisce la comunità di Nuoro e le comunità di un'isola dentro questo racconto che in questa giornata stiamo porgendo ai tanti turisti, visitatori e amici che hanno voluto scegliere Nuoro per questa circostanza. Sì, grazie. Io in realtà volevo davvero ringraziare e dare il benvenuto innanzitutto a tutti i gruppi che hanno consentito questo che abbiamo visto stamattina. Ci sono tanti ragazzi, ragazze, ma anche bambini, li avete visti, che si sono svegliati all'alba, che si sono preparati, hanno fatto un sacrificio per offrirci tutto questo e quindi io gli dedicherei un grande applauso a tutti quanti. Ringrazio a nome ovviamente di tutta l'amministrazione comunale, ringrazio tutti voi, tutti i presenti, tutti quelli che sono venuti da ogni parte della Sardegna, tutti i nuoresi che stamattina hanno deciso di restare a Nuoro e tutti i turisti che oggi hanno deciso di vedere e di visitare la 125esima edizione della Festa del Redentore e la nostra città. Quindi voglio dire che oggi davvero il cuore della Sardegna sta battendo a Nuoro, in questa città, ed è doveroso, consentitemelo di dire, che oggi il nostro cuore batte anche per i tanti bambini, le tante donne e i tanti uomini che nella striscia di Gaza stanno subendo un massacro, un'occupazione e probabilmente una deportazione. Quindi oggi il nostro cuore batte anche per loro. Grazie e buon proseguimento. Grazie. Grazie Sindaco per queste parole importanti che invitano alla riflessione, a una presa di coscienza e alla consapevolezza di quello che accade in posti non lontani da noi, contro ogni forma di violenza, ogni forma di abuso e di dolore arrecato ai danni di qualunque essere umano. L'assessora Natascia De Murtas, anche per lei è il primo Redentore, ovviamente immagino l'orgoglio, l'emozione, l'attesa di questo evento. A lei il piacere del saluto. Assolutamente, l'emozione è forte. Dopo l'intervento del sindaco, l'ultimo passaggio, mi riferisco a quell'ultimo passaggio, è difficile intervenire perché penso che sia un qualcosa che ci avvicini, ci accomuni e che vorremmo finisse domani, questo genocidio ingiustificato. Noi come amministrazione abbiamo mostrato da subito la nostra vicinanza, ma lo continueremo a fare oggi e lo continueremo a fare domani e dopodomani. È un giorno di festa, sì, però il pensiero ovvio che debba andare anche in quella terra e per quelle persone che continuano a soffrire. Noi vi accogliamo oggi veramente con tanta emozione e con tanto orgoglio da nuoresi, ma credo che la festa dei Redentori non sia la festa di Nuoro, ma sia la festa della Sardegna, e credo che sia giusto da parte nostra accogliere e coccolare ogni visitatore, chiedergli di trattenersi questa giornata a Nuoro, perché Nuoro, oltre la sfilata, oltre il Festival del Folklore, offre tanto altro. Abbiamo una rete museale che si è messa a disposizione, abbiamo operatori economici che si sono messi a disposizione e che potranno accompagnarvi in tutta questa giornata di festa. Grazie a tutti e buon Redentore. Eccola qua, un applauso alla Presidente Alessandra Todde. La porto qua al centro, tanto ci avvisano se i cavalli dovessero arrivare, noi ci scansiamo subito. Il piacere di porgere il suo saluto. Sì, questa festa è la festa dei nuoresi, del cuore di questa città, della nostra identità, delle nostre tradizioni, quindi io non manco di celebrarla. Però quest'anno è un anno diverso, lo vediamo dagli striscioni che sono esposti, lo vediamo dalle bandiere. Noi dobbiamo candidare la Sardegna ad essere un'isola di pace, Nuoro ad essere una città di pace, quindi questo ricordo e questa festa deve essere anche un modo per dire che noi vogliamo alzare forte il grido della nostra città per dire che vogliamo la pace, che vogliamo che questo sterminio finisca e che vogliamo rivolgere il nostro pensiero in questo momento di festa anche a chi è meno fortunato di noi. Quindi veramente vogliamo che
la Palestina finalmente si pacifici. Questa è veramente la cosa che vogliamo più forte e in maniera più vocale. Io adesso vi lascio godere lo spettacolo dei cavalli, io sono donna di cavalli, quindi non vedo l'ora di vederli. Buona festa Redentore a tutti!